Tommaso Zanello, per tutti Piotta. Sabato arrivi in Veneto, sei a Montebelluna e porti il tuo Una notte infame tour. Cosa proporrai? No, proporrò tutto il disco nuovo, La notte infame, appunto, che sono 11 tracce più altrettante esecuzioni, e non intendo dire quindi singoli brani, a volte sono anche dei medley, perché ormai insomma il tempo passa, i dischi e le canzoni sono tante, e per un totale di circa 30 brani, che vanno da cose vecchissime come Ciclico che feci per i Manetti Bros, come La valigia che è il primo album, passando per i Sette Vizi Capitale, Interno 7, la colonna sonora di Suburra che ho usato, e poi appunto tutto il nuovo album, e mi concedo anche, non me ne voglia Francesco, una cover che è Rimmel di De Gregori, perché è un artista, un cantatore che adoro e che con mio fratello adoravo e lui mi fece scoprire. Ascolta Tommaso, citavi Francesco, il principe dei Gregori. Una cosa che mi ha colpito nel leggere le recensioni al tuo ultimo album è che qualcuno dice: dimenticatevi il rapper, qui abbiamo il Piotta cantautore. Prima cosa, ti ci riconosci in questa affermazione? Seconda cosa, ma siamo così sicuri che un cantautore e un rapper siano due mondi così diversi? E infatti ti avrei risposto in parte utilizzando la tua seconda affermazione, cioè non è che cantautore e rapper sono così distanti, perché il rapper, anzi, è colui che canta le parole che scrive. Diciamo che nell'accezione di queste recensioni, che devo dire, grazie a tutti coloro che le hanno scritte, che le stanno scrivendo, i messaggi che mi arrivano sul disco e sul libro, che sono davvero ricchi di pathos, di entusiasmo, di vicinanza anche umana. Forse la differenza è che non siamo più abituati a un certo tipo di rap, con cui io personalmente sono cresciuto, e che invece esiste per fortuna, anche se magari è minoritario come cifra di vendite, però c'è, è vivo e sano e lotta con noi. E in questo disco c'è quella parte di rap sana, di contenuto, che fa delle citazioni anche letterarie, su dei ritmi che sono magari più elettronici, ma mescolati come in questo disco a delle dimensioni emotive più autorali, a volte più melodiche, spesso con il piano che chiaramente dà una timbrica eh, che è fortemente emotiva. Assolutamente. Tra l'altro c'è un protagonista nascosto ma evidentissimo di questo tuo tour e poi parleremo anche del libro che tu porti in giro in questo periodo ed è Fabio, un protagonista, dicevo, non troppo nascosto perché non è solo nei contenuti ma è coautore di molti dei brani che proponi ed è protagonista poi del romanzo che stai portando in giro. Ci racconti chi è Fabio? Fabio era mio fratello, faceva lo scrittore, aveva pubblicato più di 20 libri in vita, per lo più della sua grande passione, cioè di saggista, di religione e spiritualità, però anche con un paio di incursioni nei racconti, nella narrativa, e un libro di poesie che adoro che si chiama Una botta infame. Da quello sono ripartito citando nei vari brani alcune delle sue rime, trovandone anche di inedite e anche avendo con me la sua voce, perché una di queste poesie l'aveva declamata per un programma radiofonico della RAI e in studio da me, quindi avevo i cosiddetti bianchi, no? Cioè la voce pulita. Di questi circa 20 minuti di lui che declama queste rime, ne abbiamo selezionati con Francesco Santalucia, che con me ha prodotto il disco, le quartine che ci sembravano più giuste per Dio piuttosto che Odi Romano, adesso sono appunto presenti nel disco come una sorta di filo conduttore sia in sua memoria che proprio con la sua presenza, non più fisica ma comunque artistica, creativa. Mi ha colpito molto leggendo le vostre biografie, la tua di artista, di cantante, di rapper e quella di tuo fratello di intellettuale, di saggista. Molto spesso leggendo biografie così diverse si pensa anche a un rapporto di fratelli complicato. La storia, i romanzi, i film ci raccontano questo. Tu invece racconti, e lo stai facendo anche in questo momento, un rapporto di amore vero e di reciproca fiducia, reciproco rispetto. È questa la cifra del vostro rapporto?
E questa è la cifra, penso, per motivi caratteriali, ma anche di insegnamento dei genitori e dei nonni, anche perché poi, visto che insomma parlo con te, voglio dirti che dei nostri quattro nonni, vabbè, non c'è più nessuno perché siamo di Roma Grafiche, ma è nonna materna di Venezia, nonna paterna di Treviso e il nonno che dà il cognome Zanello di Teorto, un paesino in provincia di Udine. Insomma, c'è parecchio Veneto e Friuli, parecchio nord-est. Non lo so, però insomma ci hanno educato così e quindi è sempre anche se questi 10 anni di differenza si sono fatti sentire, come racconto nel libro, no? Cioè, negli anni di piombo che lui era già adolescente, anche inquieto e attivo, invece era poi il bambino che subiva tutto questo, dicendo fuori c'è un mondo di follia. Però è sempre rimasto appunto, anche se un po' figli unici, però chiaramente anche poi fortemente di colpo fratelli vicinissimi. Scopriamo un Piotta molto nordestino, ti facevo molto più romano nel DNA, ma un Piotta a Venezia cosa canterebbe? Si troverebbe a suo agio? Guarda che mia nonna, come tutti chiaramente coloro che sono nati e cresciuti a Venezia, mi parlava costantemente veneziano. Io non riuscivo da romano a parlare veneziano e nemmeno veneto e nemmeno friulano, però diciamo che lo capisco abbastanza bene, specialmente il friulano perché poi sono cresciuto con la nonna paterna e lei ogni volta apriva proprio la furlana e mi diceva oggi facciamo lezione, un'ora di dialogo. Ho fatto no, io non, cioè, non riesco a parlare friulano, cioè, mi viene da ridere, però ti ascolto e poi ti traduco quello che mi hai detto così vediamo se ho capito. Quindi diciamo che come traduttore regge. Poi se devo parlarne è talmente diversa la musica di Tatti, mi piace sentirlo, mi emoziona pure perché mi ricorda gli anni dell'infanzia, ma non riesco a Allora, riprodurre. alla prossima intervista aspettiamo un Gainsborough in Il pura salsa Boro, vabbè, veneziana. l'aereo è un po' così la posso fare. Benissimo, benissimo. Ascolta, nel brano che dà il titolo al tour e all'album Una notte infame, tu dici di essere un animale perché Roma è uno zoo, ritorniamo a Roma. Ma che animale sei? Faccio un po' la Fagnani con Belve. Sì, guarda, cito in realtà Ivan Push, che era un artista che è venuto meno recentemente della nostra generazione, che aveva questa rima bellissima, perché in quegli anni c'era questa crew Rom Su, dove un po' eravamo 25-30, tra virgolette, animali che portavano avanti il sogno del rap sulla bocca di tutti quando nessuno ci si filava. Cioè, nel senso, avevamo il nostro seguito, ma non pensavamo che potesse diventare di massa, come poi di fatto è diventato. E quindi c'era questa cosa un po' del rap che tutti un po' da animali cattivi, no? Cani di strada, gatto randaggio e tutto quanto. Però non lo so, in realtà io l'animale che, anche se non ci so andare, è un animale che adoro è il cavallo, che mi dà quando può esserlo di- In un'altra canzone esordisce Serpico, parlo di Serpico, Se ci avessi 18 anni, ma Serpiotta, il Piotta, anzi Piotta, perché tanti sbagliano e ci mettono quell'articolo che non c'è da copyright. Ecco, se Piotta avesse 18 anni oggi cosa farebbe? Sai, ti posso dire che alla fine, giunto a 50 e rivedendo la mia vita, sono sostanzialmente soddisfatto di tutte le cose che ho fatto, umanamente parlando e anche professionalmente. Anche errori e fallimenti inclusi perché sono serviti anche per questo, cioè io sono riuscito a fare questo disco a livello di esecuzione canora, di capacità di scrittura, perché ogni volta la critica mi ha pungolato dicendo sì, bravo, ma Tommaso può dare di più, come quei vecchi professori a scuola. E sta cosa mi è servito per non arrangiarmi mai sui risultati raggiunti, ma cercare ogni volta di sfidare qualcuno che non è un qualcuno fuori da me, cioè sarei sempre io stesso, nel senso io non faccio mai gare con nessuno, se proprio devo fare una forse è con me stesso, cioè dare a me stesso la prova che ogni disco c'è un qualcosa in più che prima non c'era, cioè vuol dire che il percorso di studio e crescita continua ad andare avanti finché Dio. Prima parlavi di critica, una delle cose di quest'ultimo disco, in realtà dei tuoi ultimi lavori, penso anche alla colonna sonora di Suburra, che è un lavoro qualitativamente molto elevato, riconosciuto dalla critica. Ecco, la critica quel ma oggi l'ha tolto. I consensi per il tuo ultimo album sono notevoli ed è una cosa che ti ha sorpreso. Guarda, che il disco potesse andare bene come critica, visti gli ingredienti, il contenuto, l'emotività e anche la qualità musicale, ero abbastanza, diciamo, ottimista, però che fosse così uniforme, compatta, ehm, devo dirti che sì, mi ha positivamente sorpreso. Addirittura scomodare il tempo nel mio caso, perché sai, qualcuno c'è ancora, ma lui ha fatto super sì, ok, 20 anni fa.
comunque poi ribadisco io. Però, però ecco, come detto prima, il stacca il biglietto per l'Olimpo del Cantautorato, cioè sono insomma enunciati importanti e sicuramente fa piacere leggere. Ascolta, lo hai citato tu, quindi non mi prendo colpe. Super cafone. Piccolo spoiler, non ci sarà in questo tour. È una scelta che fai deliberatamente. Non è un rinnegare, dicevi, ma è perché non ci sta nell'economia di questo tour, di questa impostazione. Non ci sta nell'emotività di questo tour perché è veramente molto più invernale, anche se ormai siamo in primavera, più scuro, più introspettivo. Devo dirti perché me lo dicono, è uno show davvero bello, forse il più bello che ho mai fatto. Forse per chi non mi segue costantemente, di un Piotto e un Tommaso che non ti aspetti, ma con una compagnia, una band incredibile, più tutti i visual, proprio come se fosse un film, un viaggio sonoro e visivo. Quindi veramente avrebbe spezzato questo ritmo, perché di ritmo ne ha tanto Super Cafone, però come ribadisco sempre, non è un rinnegare, è una canzone che adoro, che rifarò magari già quest'estate, però in questo tour davvero non c'entrano nulla. Nell'era del politicamente corretto, Tommaso, un super cafone oggi sarebbe possibile. Piotta del 2024 potrebbe lanciare una hit di questo genere. Io no, però secondo me è sempre possibile perché è un po' come se fosse un canovaccio di quelli teatrali che poi di piazza in piazza, di anno in anno o decade in decade puoi declinare mettendoci dentro citazioni e nomi di quel luogo o di quell'epoca, chiaramente nomi come io ho fatto allora che sono iconici di una città, di una cultura comunque popolare che ha sempre la sua bellezza, nome più, nome meno, ma insomma i nomi sono chiaramente nella memoria collettiva. È un po' come l'un reggae più di Nino Gaetano, un inno all'Italia che cambia e il tuo era un po' anche questo, cioè un inno al cambiamento, a quello che stava avvenendo in Italia più che una richiesta effettiva. Tommaso, non possiamo che ringraziarti per questa intervista, invitiamo i nostri ascoltatori a far tappa a Montebelluna. Altre date del tour nel nord-est o comunque nel nord Italia? E a Milano il 18 aprile, a Livorno che non è il nord Italia, però insomma comunque il 19 aprile, il 27 nelle Marche, chiudiamo il 10 maggio a Torino perché il libro è stato scelto anche dal Salone del Libro per essere presentato e quindi chiuderemo il tour, che è un progetto più ampio, disco, libri, appunto il tour stesso, a Torino di Hiroshima il 10 maggio. Grazie, appuntamento allora alla prossima intervista con il Gasboro in salsa piotta. Lisbona, ci vediamo presto, dai forte.